Si è conclusa la rassegna internazionale Premio Telamone 2023, 46esima edizione nella Sala Zeus del Museo Archeologico Regionale Griffo di Agrigento, registrando un notevole successo di pubblico e di critica. A ritirare quest'anno la statuetta del Telamone, simbolo di tenacia e determinazione, sono stati la campionessa pluripremiata nel lancio del giavellotto, l'agrigentina Giusy Parolino, il giornalista e scrittore Roberto Alaimo, l'eminente oncologo Fabio Calabrò, il procuratore generale della Corte di Appello di Messina Carlo Caponcello, l'artigiano innovativo e fondatore di Sigla Salvatore Fazzino, il presidente nazionale dell'Azione Cattolica Giuseppe Notrastefano, il gruppo industriale Macaluso, leader nel panorama internazionale nel settore del cibo, il prefetto Valerio Valenti, consigliere di Stato, e Don Pino Vitrano, responsabile della missione di Speranza e Carità di Palermo, fondata insieme a fratello Biagio Conte, cui è stato assegnato il Telamone per la pace e la solidarietà. Fratello, vi auguro in ogni momento serenità, pace e tanta pazienza. Non scoraggiatevi mai, andate sempre avanti, scavalcando così qualunque ostacolo potrete incontrare in questa vita. Il Signore vi benedica e vi protegga di vero cuore. Ciao e buon lavoro, fratello Biagio. Sono soddisfatto per la riuscita della serata, ho visto tante persone che hanno dato lustro alla nostra città, sono delle eccellenze di primissimo piano, gente che opera per un futuro migliore e soprattutto per dare a noi esempi di qualità, perché la vita è fatta di esempi ma anche e soprattutto di impegno, e loro sono persone impegnate nel sociale, nell'imprenditoria, nella cultura e soprattutto nello sport e nel giornalismo, quindi sono soddisfatto per la riuscita della serata. Una scelta difficile quella dei premi Telamone. Ma di solito c'è dietro un impegno costante, c'è una ricerca, c'è anche un modo di scegliere le persone. Alla fine si raggiunge l'obiettivo dimostrando a tutti che è possibile fare un premio con dignità e soprattutto con impegno. Effetto presente a questa manifestazione, questa consegna di questo premio prestigioso che è il Telamone, ecco una sua impressione. L'impressione è molto positiva soprattutto per un motivo, tanto per il prestigio del premio, un premio che esiste da quasi 50 anni e non è facile nel mondo di oggi tenere le tradizioni così vive, attive e presenti nel tessuto sociale. Poi oggi mi è toccato di premiare un collega illustre, Valerio Valenti, prefetto, adesso consigliere di Stato, con cui fino ad appena un 20 giorni, un mese fa, ci occupavamo insieme dei problemi di Lampedusa, lui come direttore a livello nazionale naturalmente del Dipartimento che si occupa di immigrazione e io come prefetto di Agrigento, quindi della provincia che costituisce la vera e propria frontiera dell'immigrazione verso l'Italia. Quindi è stato anche un motivo personale, fortemente personale, che mi spinge a dire che è stata veramente una bella occasione. Prefetto, le posso fare una breve intervista? Lei oggi ha ricevuto questo premio consegnato proprio dal suo collega prefetto di Agrigento. Sì, a cui mi lega fra l'altro un'amicizia fraterna, abbiamo lavorato mesi insieme per l'immigrazione, Agrigento e Porto Empedocle e Lampedusa sono frontiere in questo ambito e io lo voglio anche ringraziare del lavoro che in questo anno lui ha svolto a supporto del Dipartimento, ci ha consentito di affrontare, di superare molte criticità. Tra pochi giorni mi conferma che sarà aperto il nuovo hotspot di Porto Empedocle e io confido che le sfide che l'immigrazione propone potranno essere accolte e superate grazie anche al contributo di tutta la società civile. Una manifestazione importante questa del Telamone, ecco che effetto fa ricevere questo premio? Ecco che effetto, fa un grande effetto, questa è la mia città, la città dove sono nato, cresciuto, la città dove ho tante cose e in cui un giorno ritornerò. È un'emozione, un riconoscimento alla mia professione, spero di averla meritata, la ringrazio per la sua attenzione, grazie. E il giornalista lo faccio ormai abbastanza poco, mi fa piacere questo premio perché va in un
solco che ha tracciato Leonardo Sciascia, che io considero un modello ancora oggi insuperato, e prendere questo premio sulle sue orme è una cosa che mi riempie di enorme orgoglio. Un lavoro meraviglioso, dicevo prima che mi ritengo fortunato a poter fare un lavoro del genere, perché mi dà la possibilità di aiutare le persone e di conoscerne tantissime e di straordinarie. Oggi è per me veramente un onore essere qui, ho incontrato personalità straordinarie e veramente sono sinceramente onorato di aver potuto ricevere un premio di questa grandezza. Grazie ancora. Allora, intanto grazie alla famiglia Cirona per questo premio bellissimo che sicuramente ripaga di tante lotte, dovrei usare anche un termine forte, sofferenze, perché spesso vivere in contesti difficili purtroppo ti pone a percorrere dei percorsi difficili. Io volevo dedicare questo premio a tutte le donne. Oggi è la festa internazionale della lotta alla violenza sulle donne e va a tutte le donne coraggiose che scelgono e hanno sempre scelto la libertà e il coraggio. Lo dedico a loro, grazie a tutti. Certamente una grande emozione, un riconoscimento così importante in una città che mi è molto cara. È un premio anche che mi associa a altre personalità davvero prestigiose per una funzione sociale e l'impegno pubblico. Sono molto onorato della motivazione, che è quella soprattutto che riconosce l'importanza di un servizio, di una grande associazione come l'Azione Cattolica Italiana, che si spende per far crescere il senso di comunità nella vita di questo Paese e sviluppare un senso civico diffuso per il bene comune di tutti. Intanto è un grande onore per me che la famiglia Cirona mi abbia messo gli occhi addosso da qualche anno, quindi sono grato a loro, sono grato alla mia famiglia e grazie a tutti voi che mi avete voluto premiare. Premio Telamone al gruppo Mancuso, un gruppo leader nel mondo industriale. Sì, siamo stati onorati di questo prestigioso premio. E niente, è diciamo, un'altra grande soddisfazione per me, per la famiglia e per tutti i nostri collaboratori. Un marchio diciamo, importante a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Sì, oggi diciamo, contiamo 60 paesi all'export, poi facciamo tutto l'Italia a tappeto, specialmente nella grande distribuzione.